Le PPL, queste conosciute, che cosa sono? Le piccole produzioni locali. Ne parliamo qui in occasione di Sol con il presidente del consorzio Stefano Danieli. Le PPL sono le piccole produzioni locali che sono ovviamente state realizzate attraverso un progetto che la Regione del Veneto ha fortemente voluto e oggi contano 1500 realtà in Veneto, una cosa straordinaria. Quali sono le caratteristiche per potersi definire una PPL? Allora, sono tante le caratteristiche e tutte quante ovviamente devono essere verificate dagli enti e dalle istituzioni quali l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell'ASL Veneto, quindi assolutamente prima devono essere certificate. Sostanzialmente due cose: vivere nel mondo ovviamente dell'alimentazione e dell'agricoltura e poi pensare ovviamente a creare delle eccellenze veramente di prodotto. Oggi siete ospiti dello stand di Veneto Agricoltura con cui c'è una collaborazione, una sinergia importante. Una grande collaborazione cresciuta nel tempo, ci ha dato fiducia l'allora direttore Nicola Dell'Acqua e oggi viene ovviamente riconfermata da Federico Caner, che ha preso le redini in mano di questo meraviglioso ente e che ha le idee chiare sul futuro anche delle PPL. Ecco, lei ha sempre sottolineato: noi non dobbiamo guardare ai numeri, certo bisogna guardare alla redditività, però dobbiamo guardare a qualità ed eccellenza, cioè dobbiamo avere un bel vestito e anche un bel prodotto. Dobbiamo avere un bel vestito, un bel prodotto e realizzato molto molto bene. Io dico che la qualità e la bellezza in generale ti premierà sempre e avremo sempre spazio per continuare a pensare in questo modo. Parliamo di oli, qui che cosa avete portato? Ma qui abbiamo portato delle cose straordinarie, abbiamo portato una quindicina di PPL, noi ne contiamo un centinaio qui in Veneto e già è qualcosa di straordinario che ci stanno studiando anche all'estero. Abbiamo addirittura persone che sono state premiate, anzi delle PPL di olio Evo, sono state premiate in Francia, all'Eliseo addirittura, sono state premiate in Giappone, quindi come oli unici veramente nel panorama mondiale dell'olio extravergine d'oliva.